Quello che vedete inquadrato è il drapeau, la bandiera, il vessillo del nostro Piemonte. E non potevo fare altro che fermarmi, insomma, l'ho visto e il mio cuore si ferma un pochino. Sarà campanilismo, non lo so, però secondo me non dobbiamo mai dimenticare da dove proveniamo. Sono con il signor Comoli, con Carlo Comoli, di Giuntura Piemontesa, e ho letto, qui c'è uno stand loro, ho letto la lingua piemontese, firmare per la lingua piemontese. Sì. In questo giorno che stiamo celebrando un pochino così, con questa festa popolare, l'unità d'Italia, qual è il senso di fare una petizione per la lingua piemontese? Il senso è quello di fare in modo che il piemontese venga riconosciuto dallo Stato e che quindi venga inserito nella legge 482 del 1999 che riconosce le minoranze linguistiche. Le minoranze linguistiche che devono essere riconosciute non solo per la lingua ma per la cultura, immagino. La lingua è l'espressione prima, no, della cultura. Sì, la lingua è l'espressione prima del condensato di tutto. Ecco, lo Stato ne riconosce 12 come il sardo e il friulano, non riconosce il piemontese. Secondo noi questo non è giusto, sono state presentate diverse proposte di legge emendative e per sostenere queste proposte presentate da un po' tutti i partiti raccogliamo 10.000 firme che presenteremo in regione prima delle ferie. Ci sono buone possibilità, buone speranze? Beh, siamo oltre a 7.000, quindi siamo già ai 3/4 dell'opera, ecco, sì sì. Ecco, vorrei ricordare a chi ci sta seguendo che fare queste battaglie di cultura non ha nulla a che vedere con visioni di divisione o di, peggio ancora, razzismo. È facile, no, additare i piemontesi, non so per quale motivo sia saltata fuori questa storia. Non è assolutamente così. Secondo me, mi corregga se sbaglio, il primo modo per comprendersi fra persone di culture diverse è proprio quello di stabilire che ci sono delle diversità. È il modo migliore per avvicinarsi, o sbaglio? No, sicuramente, intanto questa battaglia è una battaglia, se vogliamo, politica in senso lato, ma assolutamente apartitica, nel senso che la valorizzazione delle identità e il mantenimento di quella che è la nostra cultura è un qualcosa che deve interessare a tutti, un po' come la sanità che deve funzionare bene e poi ognuno esprimerà le sue preferenze politiche, insomma, come crederà opportuno, ma se l'ospedale funziona bene sono tutti contenti, ecco. E se qua continuiamo a parlare piemontese, continuiamo a essere contenti di essere piemontesi all'interno dell'Italia, dell'Europa, insomma di un mondo che comunque diventa sempre più piccolo e interconnesso, secondo noi non soltanto stiamo tutti meglio, ma abbiamo anche un vantaggio competitivo rispetto ad altre realtà e quindi perché non approfittare di queste nostre specificità? Mi raccontava prima il signor Comoli che tra i firmatari più convinti si trovano degli immigrati di nuova generazione, albanesi, rumeni. Sì, sì, assolutamente. L'altro giorno eravamo ad Asti e ha firmato anche un signore berbero che poi ha avuto anche dei problemi invece con la maggioranza araba. Ha detto no, io firmo assolutamente perché so benissimo qual è la vostra battaglia, la condivido. Faremo anche una serata da noi nella nostra sede di Via San Secondo sulla cultura berbera e poi sono moltissimi i rumeni, i moldavi, insomma gente che comunque viene qua, ha anche una certa sensibilità, arriva dall'Europa centrale prevalentemente. E noi siamo assolutamente contentissimi che queste persone, che devono comunque mantenere la loro identità, si avvicinino e siano anche contenti di, insomma, sentirsi piemontesi oltre che quello che sono.